28 è il numero del libro di Basilio Borgo, il tifoso scrittore agrigentino. Il libro è stato presentato sabato ad Agrigento al Bar dei Fiori con la relazione del giornalista Gaetano Sconzo. Il libro numero 28, dal titolo Nel regno delle aquile, è dedicato al Palermo del 1967-68 e all'Acragas. La prossima uscita, ovvero il numero 29, riguarderà la magica Roma dello scudetto. Il titolo Quanto sei bella Roma. Basilio Borgo, insomma, non smette di regalare con i suoi scritti dei bei momenti ai tifosi di tutte le squadre, come in questo caso con il Palermo. È un libro che dovevo presentare a settembre, che l'ho rimandato per motivi personali. Comunque è un libro che parla del grande campionato che fece il Palermo allenato da Carmelo Di Bella nel 67-68, l'anno in cui ero all'università, quindi me lo ricordo benissimo perché ho visto tante partite di quel Palermo, magari più di quelle dell'Agas, che l'Agas fu purtroppo l'anno del retrocesso dalla Serie C. Comunque è un Palermo con cui c'era Romeo Benetti, che soprattutto era un grande Palermo, sperando che sia di preludio o una rinascita del rosanero. Oggi si presenta il 28° libro di Basilio Borgo, dedicato anche al Palermo. Bene, il Palermo ha già spiccato il volo per il posto che gli compete. Ce lo auguriamo tutti, ma il campionato è ancora lungo, quindi io non vorrei fare il menagramo, ma dico andiamo cauti, perché finora è andato bene con una serie di vittorie, ma qualche problema ci sarà strada facendo. Hai avuto modo di leggere qualche pagina del libro di oggi? Ma Basilio Borgo non mi meraviglia più, perché è un pozzo di ricercatori, un pozzo di appassionati, un pozzo di autori messi assieme. E ha tirato fuori begli episodi, belle curiosità di quel periodo, un periodo in cui il Palermo usciva da grossi problemi societari e si è ritrovato finalmente con una dirigenza. Il presidente era Pergolizzi, era un ex arbitro e riuscì a mettere insieme una squadra, diciamo, di senatori, di gente esperta, e sotto la guida di Di Bella fecero un campionato d'oro.